per Vicenza Como, Massimo Zennaro. Seconda in casa consecutiva per il Vicenza, che dopo il pareggio senza gol con il Bari oggi ha l'obiettivo principale di riuscire a concretizzare la gran mole di azioni offensive che riesce a costruire, ma che finora hanno fruttato un solo gol e per lo più su rigore nell'esordio contro il Modena. Como che invece arriva da 2 sconfitte consecutive e che deve iniziare a far punti. Pasquale Marino cambia ancora una volta all'attacco, ma continua ad affidarsi al 4-3-3. In porta c'è Vigorito, poi Sampirisi, Brighenti, Mantovani e Delia in difesa, Gagliardini, Urso e Cinelli a centrocampo, Galano, Raicevic e Giacomelli in avanti. Carlo Sabadini, senza Marconi squalificato e con una lunga lista di infortunati, risponde con il 3-5-2. Scuffet tra i pali, Ambrosini, Giose e Cassetti in difesa, Madonna, Sbaffo, Bessa, Brillante e Jakimowski a centrocampo, Gerardi e Bagua in attacco. Arbitra Ripa di Nocera Inferiore, assistenti Belluto e Muto. Fa caldo, sopra i 28 gradi anche qui a Vicenza. Studio. Sta facendo sistemare in questo momento Como in vantaggio, il gol del Como dopo 45 secondi, gravissimo errore difensivo di mi è sembrato di Brighenti. Ha recuperato palla l'attaccante del Como, che dopo aver trovato la risposta di Vigorito in ribattuta ha messo in rete. Quindi dopo 1 minuto e 5 secondi Vicenza 0 Como 1, linea Salerno. A Vicenza siamo al 4° minuto, il Como in vantaggio, il gol è stato di Sbaffo, evidentissimo in ogni caso l'errore della difesa del Vicenza, che ha perso palla dentro l'area con Sampirisi che è scivolato, ha recuperato il pallone Gerardi, primo tiro ribattuto da Vigorito e poi sul ribattuta è entrato appunto Sbaffo in corsa e ha messo in rete immediata. Però dobbiamo sottolinearla la reazione del Vicenza. Giacomelli è andato al tiro da ottima posizione, è stato davvero molto molto bravo il portiere del Como Scuffetti. Il risultato comunque al 5° minuto rimane Vicenza 0 Como 1, linea Salerno. Il gol del pareggio del Vicenza, Raicevic di testa ha messo il pallone in rete sul traversone di Giacomelli. Bellissima l'azione dei vicentini, partiti con uno scambio sulla fascia sinistra tra Delia, appunto Giacomelli ha dato palla, è arrivato fino sul fondo e poi ha messo in mezzo un pallone pericolosissimo di testa. È arrivato Raicevic che ha messo in rete. 9° minuto, Vicenza 1 Como 1, Salerno. Ma che bella partita! Il 2-1 del Como, Gerardi, il 15° minuto, Vicenza 1 Como 2. A te Monaco. 17° Vicenza 1 Como 2, originato da un calcio di punizione a 2 in area per una palla trattenuta a terra da Galano e una punizione pericolosa molto larga sulla sinistra. Ha provato la botta di prima intenzione Gerardi, dopo il tocco di un compagno la palla ribattuta dalla barriera è tornata sui piedi di Gerardi. Altro tiro molto forte che questa volta ha trovato il buco giusto, è entrato in rete battendo per la seconda volta Vigorito, ma anche questo un gol originato da un errore difensivo del Vicenza. 17° Vicenza 1 Como 2, Salerno. Dalla bandierina del Vicenza, 24° minuto, il gol di Galano, Vicenza 2 Como 2. Te. E qui siamo al 27°, ma il risultato è Vicenza 2 Como 2. Siamo solo a poco più di un quarto di gara, ma già 4 reti qui al Menti. Il secondo pareggio vicentino al 24°, grande azione molto bella, triangolo tra Galano e Raicevic, palla in area con Galano che ha faticato in un primo momento a controllare, poi però c'è arrivato con la punta del piede il pallone con un tocco davvero morbido, la palla lentamente è entrata in rete, ha battuto per la seconda volta Scuffetta. Ancora il Vicenza, ancora Raicevic, grande inizio di partita del giocatore del Montenegro, ancora Galano, ancora Raicevic, siamo in area, si chiude però molto bravo Giosa ad uscire di testa. 27 minuti e 10, Vicenza 2 Como 2, Salerno. Ricordiamo la situazione 3-2 del Vicenza, il gol di Giacomelli al 38°. A te. Qui invece siamo al 40°, il Vicenza si è portato in vantaggio un paio di minuti fa, ma adesso è pericoloso il Como, una deviazione, il pallone ancora in rete, il gol mi è parso di Bessa, ma è stata determinante una deviazione di un difensore del Vicenza, impossibile per Vigorito arrivare su questo pallone, quindi siamo 3-3, il gol al 40°, dovrebbe essere assegnato a Bessa. Poco prima, cioè al 37°, era arrivato il 3-2 del Vicenza con Raicevic, una gran partita quella del montenegrino che ha recuperato palla sulla tre quarti e ha dato a Vita che è arrivato sul fondo. Attenzione, terzo gol del
Cesena ad Ascoli al 35esimo Antonino Ragusa 0-3. A te la linea, Zennaro. Dicevo che Vita è arrivato fino sul fondo, il traversone è stato deviato e quindi impossibile per Scuffetta arrivare, e in corsa è arrivato Giacomelli che a 2 metri dalla linea di porta ha messo dentro. Poi il pareggio, poco dopo il pareggio di Bessa, quindi siamo al 41esimo, Vicenza 3, Como 3, Salerno. In questo È finita anche Vicenza 3, Como 3, a te.